Appassionati di hockey pista, buonasera a tutti ben collegati al Palasport Giuliano Tori, un saluto da Lorenzo Venè questa sera per la sesta giornata di Coppa Italia Serie A2 ad affrontarsi l'Hockey Sarzana ed è l'SPV Viareggio, partita che nel gara di andata è terminata 5-3 per i viareggini. Vedremo se i rossoneri riusciranno a trovare il modo di rifarsi questa sera, ma andiamo subito a sentire le parole dei due mister nel pre-partita. Con il mister dell'SPV Viareggio, mister Alessandro Martini, buonasera mister. Buonasera. Nel pre-partita della sesta giornata di Coppa Italia Serie A2, Sarzana contro SPV. Cosa si aspetta mister da questa partita dopo il termine, diciamo, del girone di andata che possiamo dire positivo per la squadra neopromossa con 6 punti in classifica? Cosa si aspetta dalla partita di questa sera? Sì, sicuramente è una partita molto impegnativa, molto difficile su questa pista qua. E niente, noi come avevo già detto in precedenza siamo una squadra di ragazzi tutti giovani e ogni partita per noi è una crescita, ogni partita la prendiamo come crescita e questi ragazzi stanno andando bene, stanno crescendo diciamo anche abbastanza in fretta. E vediamo stasera che sia un'altra partita di un'ulteriore crescita, anche perché è una partita, come ho detto prima, molto impegnativa e molto difficile. Qual è il suo commento invece su quello che appunto è stato l'inizio stagione di questa squadra, come dice, molto giovane? Sì, no, allora è stato un inizio abbastanza difficile perché siamo incappati subito in due infortuni, uno di Mattia Spagnolo che è un ragazzo che rientra dopo 4 anni di inattività e poi di un altro ragazzo. Tra l'altro stasera ci manca un altro ragazzo del medico che anche lui è infortunato, quindi è stato un po', diciamo, non so se per i troppi carichi o sfortuna, però insomma è stato un inizio un po' in salita, però va bene, ci sono altri ragazzi sempre giovani che hanno una gran voglia di mettersi in luce e di continuare questa crescita. Buongiorno, Sarzana contro SPV Viareggio, buonasera mister. Buonasera a tutti. Cosa si aspetta mister da questa partita? Ricordiamo nell'andata terminata 5-3 per l'SPV Viareggio, una partita molto combattuta là a Viareggio. Cosa si aspetta dai suoi ragazzi questa sera a Sarzana? Speriamo meglio perché diciamo che è stata la prima partita, abbiamo già fatto quasi 2 mesi di lavoro, penso che sono cresciuto, è cresciuta la squadra e speriamo fare una buona partita e cercare già di prendere i primi 3 punti in casa. Ok, Sarzana che come ben dice in questi 2 mesi ha lavorato, ha migliorato, lo si è visto in pista. Qual è il suo commento appunto sull'inizio di stagione della squadra? Diciamo che la squadra veniva da un lavoro molto interessante con Sergio Festa dell'anno scorso, al di là dei risultati penso che, l'ho già detto prima, hanno raccolto pochi punti per quanto hanno fatto. Quindi mi sono trovato con una squadra che si doveva lavorare un po' di testa, altro che di hockey, quindi abbiamo fatto questo, il gruppo oggi sta sereno, compatto e stanno crescendo, cioè, abbiamo 3 fasce d'età, i grandi, gli under 19, poi gli under 17, quindi in tutti penso che stanno sistemando una squadra, un gruppo molto sano, fondamentalmente molto sano. Oggi con il mister del Sarzana José Vianna per il ritorno Sarzana contro SPV Viareggio. Ecco, abbiamo appena sentito le parole dei due allenatori nel pre-partita, insomma, entrambi soddisfatti di ciò che è stato, di ciò che sono state le gare di andata, le gare del girone di andata. Ok, Sarzana che esce fuori da queste prime 5 partite di stagione con 0 punti, ma le prestazioni che sono sempre andate meglio, lo dimostra anche l'ultima partita contro il Pumas Viareggio. Ricordiamo 4-1 per il Pumas, c'è da ricordare però anche lo svolgimento della partita. Ha visto l'Hockey Sarzana andare in vantaggio, poi subire quella rimonta, un 4-1 definito un po' largo dalla squadra nel terminare della partita.
Invece per quanto riguarda l'SPV Viareggio, che si ritrova in classifica con 6 punti, frutto delle 2 vittorie appunto contro il Prato nell'ultima giornata e contro il Sarzana nella prima delle giornate, 5-3 nella gara di andata tra queste due squadre, una partita combattuta là a Viareggio. Vediamo se il lavoro di mister Vianna sarà in grado, diciamo, di poter ribaltare la situazione questa sera. Le squadre intanto sono già in pista, hanno già svolto i saluti di rito alle tribune, al palazzetto, diciamo. Qui l'urlo della squadra viareggina SPV. Sentiamo invece ora quello del Sarzana dei rossoneri. Andremo presto a capire quali saranno i quintetti iniziali. Intanto possiamo andare a vedere la formazione delle due squadre. Viareggio viene qui al Palatori questa sera in porta con il numero 1 Filippo Tori, con il numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 6 Lorenzo Totti, numero 27 Cristian Tomei, numero 77 Riccardo Biancucci, numero 12 il capitano Francesco Poletti, numero 7 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi, numero 54 il secondo portiere Jacopo Mascherpa. Per quanto riguarda il Sarzana con il numero 21 Alex Pettenuzzo, numero 8 Giampiero Andreani, numero 24 Lorenzo Angeletti, numero 18 il capitano Matteo Pistelli, 77 Alessio Lavaggetti, 46 Andrea Perroni, 79 Mirko Tognacca, numero 9 Carlo Vanello, numero 6 Thomas Pistelli, numero 90 il secondo portiere Edoardo Stefanucci. Le squadre sono schierate per la prima battuta. Dirigere l'incontro i signori Giorgio Fontana da Milano e Matteo Righetti da Spezia come arbitro ausiliario. Già cominciata la gara, abbiamo già assistito al fischio del giudice Fontana. Partito il Viareggio con il possesso di palla, qui Bicicchi con il tiro da lontano potente che va a concludersi sui parastinchi di Angeletti. Eccolo Angeletti che recupera bene la pallina, il tiro di piatto del rossonero numero 24, bello potente sul primo palo ma ci mette bene la spalla il numero 1 viareggino Filippo Poletti, classe 2008, quello che lamenta il colpo subito proprio sulla spalla, fortuna degli spallacci. Di nuovo Angeletti con il possesso palla là davanti all'area ma recupera bene il Viareggio. Poletti, il capitano Poletti con il rovescio nel tentativo di spiazzare Pettenuzzo, mira proprio al secondo palo, non riesce però a centrare la porta Francesco Poletti. Ripartenza ora del Sarzana, quintetto del Sarzana titolare che vede Perroni, Angeletti, Lavaggetti e Pistelli. Eccolo Capitan Pistelli che non riesce a superare la metà campo. Stinchi di Angeletti, eccolo Angeletti che recupera bene la pallina, il tiro di piatto del rossonero palla viareggino. Con la pallina Jonas Cinquini, appena ceduta la pallina. Continua il gioco offensivo viareggino, chiuso nell'angolo. Cinquini in mezzo a 3 giocatori sarzanesi. Cinquini perde alla fine la pallina, ripartenza del Viareggio, del Sarzana, scusate. Il tiro da lontano di Lavaggetti dentro l'area, la giocata di Angeletti. Se la fa passare in mezzo alle gambe Angeletti, poi tenta la giocata proprio in mezzo alle gambe del portiere, ma stoppa bene Poletti. Si salva qui l'SPV Viareggio. Stesso palla ora dei rossoneri. Rossoneri che questa sera vestono la maglia bianca contro la nera dei viareggini. Pistelli cede a Lavaggetti in avanti verso Perroni che non riesce a calcolare bene il rimbalzo della balaustra. Allora ripartenza del Viareggio con Francesco Poletti, scambio con Bicicchi. Dall'altra parte verso Cortesi, continua il gioco verso la metà campo del Viareggio. Eccolo il taglio per Cortesi e gran passaggio in mezzo per Cinquini che però non riesce a tirare al volo. Era uno schema perfettamente funzionato, porta Cinquini all'opportunità a porta vuota, non riesce però a trovare la rapidità e il riflesso giusto. Allora ne approfitta il Sarzana dopo questo ingaggio a 2 appena vinto a ripartire. Pistelli, blocco di Lavaggetti ma Pistelli non riesce a sfruttare l'angolo giusto. Allora si va verso Angeletti che si incarta un attimo. Allora ripartenza del Viareggio, Francesco Poletti, il tiro di Poletti ma trova ben piazzato
Pettenuzzo. In ogni caso il tiro non aveva trovato la porta. Un'altra occasione di Poletti, ma non riesce. Qui il rimbalzo, la ribattuta di Bicicchi, posizione estremamente defilata, effettivamente trova la porta, ma salva il Sarzana. Alex Pettenuzzo, battuto l'ingaggio a 2, riparte il Sarzana. Pistelli, bel tiro di Pistelli, ma il Sarzana è ancora lì, alza e schiaccia Di Angeletti. Interessante il tentativo, non riesce però a essere efficace. Ancora palla dei rossoneri in ogni caso. Perroni, Lavagetti, fa vedere là davanti Perroni, eccolo ora Angeletti, il tiro di Angeletti, schema bellissimo, porta Angeletti da solo contro il portiere, malamente non trova la porta. Riparte allora il Viareggio dall'altra parte, Poletti verso Bicicchi, torna il capitano Poletti che esegue questo tiro da posizione abbastanza coperta, in realtà c'è infatti la deviazione di Perroni. Ripartenza ora del Sarzana in superiorità numerica. Angeletti dietro verso Perroni, si ritorna ad Angeletti con questo passaggio difficile da raccogliere, non è un problema però per il numero 24. Eccolo di nuovo con la pallina Angeletti, cede a Pistelli, il piatto di Pistelli, pallina che va a terminare altissima verso l'angolo, raccolta però da Lavagetti e Angeletti che non riescono a tenere palla là davanti. Ripartenza allora del Viareggio, Bicicchi per Poletti, ora Cortesi, bello il tocco di Cortesi per mandare la squadra a tirare là davanti, ma non riesce. Ripartenza allora del Sarzana, Pistelli, un altro tentativo del Sarzana, ancora Pistelli, questo bel tiro da lontano, un po' centrale, para bene Poletti. Ripartenza ancora del Sarzana che vede Perroni infilarsi in mezzo a 4, non riesce alla fine a superare tutti i difensori viareggini. Il possesso palla ora è proprio del Viareggio che vede Bicicchi sul lato sinistro offensivo. Cessione ora da tutt'altra parte per Cortesi, il tiro di Lorenzo Cortesi deviato però dalla difesa. Ritmi alti in questo inizio partita, le due squadre stanno creando tantissimo, tante volte si ritrovano ad arrivare al tiro. Eccolo un altro tiro, questa volta di Francesco Poletti, capitano che è forse quello che ha creato di più per quanto riguarda la formazione del mister Martini, con l'opportunità ora del Sarzana di farsi sentire là davanti. Perroni per Pistelli, dall'altra parte per Angeletti, ora Lavagetti da ultimo uomo marcato da Jonas Cinquini. Scadono i 5 secondi però del Sarzana per superare la metà campo. Ben recupera Cinquini, eccolo sul punto di battuta lui e Cortesi, là davanti invece si fa vedere Bicicchi, ultimo uomo Francesco Poletti. Eccolo Bicicchi con la pallina all'indietro verso Poletti, un passaggio un po' impreciso, si mette un attimo di più a raccogliere il capitano, ma esegue questo tiro che alla fine arriva fino in fondo alla balaustra. Nulla di fatto per questa azione del Viareggio che ora ha un'altra opportunità. Cortesi, ripartenza ora del Sarzana, Pistelli, Angeletti in mezzo per Pistelli, bella questa occasione, il cross di Angeletti verso il capitano. Pistelli non riesce però a tirare con decisione, ora il contropiede dall'altra parte, Bicicchi sul pattino di Perroni, copre bene ancora una volta la difesa, ancora una volta il Viareggio, non riesce il tentativo di Cinquini, tiro alto, comunque ci arriva con il guantone a dare supporto Pettenuzzo. Qui errore difensivo del capitano Poletti che regala una pallina a Pistelli, non gestisce però bene l'attacco il capitano sarzanese. Può ripartire con calma il Viareggio. Francesco Poletti, il tiro di Poletti, bella azione, velocissima, tiro abbastanza potente da lontano, ma para senza troppe complicazioni, troppe difficoltà Alex Pettenuzzo. Qui il pressing di Pistelli su Cortesi, ma il Viareggino riesce a mantenere palla. Alla fine il fischio dell'arbitro, scadono i 5 secondi per il Viareggio. Tanto primo cambio del Sarzana, dopo 6 minuti e mezzo entra finalmente Mirko Tognacca al posto di Matteo Pistelli, ma intanto l'azione è già partita. Un'altra occasione per il Sarzana che non riesce a sorprendere Filippo Poletti.
In ogni caso i rossoneri ancora con la pallina, le due squadre che sono divise a metà, 2 contro 2, mentre eccolo un'altra occasione del Sarzana con Perroni. Due difensori un po' più avanzati del Viareggio che rimangono nella metacampo offensiva. È un netto 2 contro 2 che il Sarzana non riesce a sfruttare. Ripartenza allora di Poletti. Poletti in mezzo a tre. Poletti! Buono il dribbling, ma alla fine non riesce a concludere con decisione. Contropiede dall'altra parte Perroni. Già terminata l'azione. Può ripartire Bicicchi. Scambia con Cortesi. Ora verso Cinquini. Scambio con Poletti. Marcatura a uomo del Sarzana contro la netta marcatura a zona dell'SPV Viareggio, che vede appunto i due giocatori un po' più avanzati rimanere molto alti, rimanere completamente distaccati dal gioco difensivo quando gli altri due uomini rimangono indietro. È una zona molto larga in realtà. Ecco l'azione del Sarzana. Mirko Tognacca che esegue il suo primo tiro in questa serata. Un'altra occasione per il Sarzana. Lavagetti non riesce a sorprendere Filippo Poletti. Con un'altra occasione per il Sarzana. Grande dribbling di Angeletti. Il tiro di rovescio. Buono questo tiro. Peccato per la deviazione. Ora Perroni davanti per Angeletti, che però non riesce a infliggere danni all'SPV. Tognacca dietro per Lavagetti. Perroni. Lavagetti, tiro potente, altissimo, c'è da dire, all'altezza viso di Bicicchi, che appunto devia e manda il tiro ancora più in alto. Si ripartirà dal possesso palla per il Sarzana. Tutto questo dopo il primo time out della gara, chiamato dal mister Martini. Abbiamo visto 8 minuti e mezzo di gioco in cui le due squadre si stanno mettendo davvero alla prova, ma mettono davvero alla prova i due portieri. Le difese stanno coprendo bene, qualche tiro però arriva. Ottime le prestazioni, almeno finora, dei due estremi difensori. Vediamo se i mister vorranno mantenere questi ritmi oppure se preferiranno spostare la cosa su un gioco un po' più tattico, un po' più pensato. Due formazioni che non eseguono cambi in questo time out. Si ritorna con i quintetti che hanno lasciato la pista. Ecco che suona la sirena, le squadre vengono appunto richiamate in gioco. Si dovrà ripartire dal possesso palla del Sarzana. Eccolo il cambio, mi correggo, per l'SPV Viareggio. Dentro per la prima volta questa sera Mattia Spagnuolo al posto di Bicicchi. Ribattuto dal Sarzana, il tiro di Perroni, un bel rovescio che però va a concludersi sulla barriera. Possesso palla è ancora del Sarzana. Lavagetti, poco aperto Angeletti, si va allora da Tognacca. Scambio con Perroni. Lavagetti, passaggio di ritorno per Perroni. Ora Angeletti, velocissimo Angeletti, inseguito da Spagnuolo, carica il rovescio ma è una finta, si va da Lavagetti, chiuso all'angolo da Poletti, passaggio all'indietro ma intercettato da Cortesi, che ora guida il contropiede viareggino. Fa vedere in mezzo la Jonas Bicicchi. Ora il contropiede del Viareggio. Spagnuolo, Poletti, il tentativo in avanti ora per Cinquini, ma recupera bene la difesa. Può ripartire il Sarzana. Lavagetti verso Angeletti, lo scatto di Angeletti. Lorenzo Angeletti tenta ma non riesce a entrare in area. Ripartenza del Viareggio. Poletti, tiro potente, l'angolo era scoperto ma non riesce a trovare la porta il capitano viareggino. Ancora lui con la pallina, ecco che viene recuperata dal Sarzana. Mirko Tognacca, scambio con Lavagetti, il tiro di Lavagetti, tiro che mirava al secondo palo, non riesce a trovare la porta. Vediamo chi la vince questa pallina. Ecco che viene raccolta da Tognacca. Scambio con Angeletti. Scusate, Lavagetti. Avanti per Perroni.
Dribbling di Perroni. Indietro per Lavagetti. Tognacca. Buono il dribbling di Tognacca in mezzo a 4. Era quasi arrivato alla porta. Alla fine l'ultima stecca lo ferma bene. Riparte con calma il Viareggio. Jonas Cinquini in avanti per Cortesi. Tallonato da Angeletti. Cortesi riesce ad arrivare al tiro sul secondo palo dal dietro porta, ma eccola l'occasione di Poletti. Grandissima giocata del capitano che dribbla buona parte della squadra, ma dall'altra parte la rete del Sarzana. L'ha messa dentro Mirko Tognacca. Dopo questa grande azione del Viareggio arriva il contropiede velocissimo dell'Hockey Sarzana. Rete firmata Mirko Tognacca. Partita che si sblocca dopo poco più di 10 minuti. Prima rete stagionale per il classe 2005. Si riparte allora dall'1-0. Sarzana in vantaggio. La pallina a Spagnuolo. Si allarga e tira di rovescio. Tiro che però non riesce ad elevarsi. Nulla di impegnativo, nulla di difficile qui raccogliere la pallina per Pettenuzzo. Già terminato il contropiede del Viareggio, allora il Sarzana che tenta il tiro da fuori, proprio Lavagetti non trova però la porta. Può ripartire allora il Viareggio. Questa palla in avanti verso Cortesi, un po' imprecisa. La raccoglie bene Tognacca. Eccolo Tognacca in avanti per Perroni, che però non riesce a stoppare bene questa pallina estremamente potente. Riparte il Viareggio. Ora costretto ad inseguire un po' più di fretta magari. Mattia Spagnuolo in mezzo a 2 riesce a mantenere bene la pallina. C'è la doppia marcatura su di lui. Alla fine il fischio dell'arbitro e primo fallo di squadra commesso dal Hockey Sarzana. Viareggio che quindi può ripartire dall'angolo basso sarzanese. Sulla pallina Cinquini e Spagnuolo rimangono un po' più indietro Cortesi e Poletti in attesa di ricevere pallina. Il passaggio che però viene intercettato. Sarzana ora in avanti. Angeletti. Bello questo lancio di Angeletti, un po' difficile appunto per Perroni che non riesce a colpire con chiarezza, non riesce per la verità a trovare la pallina. Contropiede allora del Viareggio. Spagnuolo in avanti per Cinquini. Scambio con Poletti. Capitano Poletti che non trova però la porta. Il tiro che vede la potenza ma meno di precisione. Un'altra opportunità per il Viareggio. Cinquini, tiro raso terra che in cerca di rimpalli. Un'altra occasione per il Viareggio. Qui questa volta Spagnuolo però non trova la porta. Cinquini, ora Poletti, blocco di Cinquini, il tiro di Poletti. A deviare però c'è la difesa sarzanese. Ancora possesso palla dei viareggini. Cinquini, scambio con Cortesi. In avanti verso Poletti che ora dentro l'area deve gestire. Trova un gran rovescio estremamente potente da metà dell'area praticamente. Riesce però a salvarsi il Sarzana che esegue un'altra sostituzione. Fuori Lavagetti, al posto suo entra il capitano, rientra Matteo Pistelli. Ora Tognacca. Mirko Tognacca, gran dribbling, ora il tiro! Grandissimo dribbling di Tognacca su Francesco Poletti. Non riesce però alla fine a superare il portiere, non riesce a trovare un tiro efficiente. Tanto qui il contropiede del Viareggio che però va a terminarsi con un nulla di fatto. Può ripartire il Sarzana. Angeletti, scambio con Pistelli, taglia Perroni, permette a Pistelli di scattare e trovare appunto il lancio in avanti proprio per Andrea Perroni che non riesce a raccogliere bene il passaggio. Ora il contropiede dall'altra parte per il Viareggio. Non riesce a trovare il tiro al volo. Qui Cortesi, era una buona occasione. Ripartenza ora del Sarzana. Tognacca per Angeletti. Buono il dribbling di Angeletti. In qualche maniera riesce a superare Cinquini. Pallina però allontanata dalla difesa viareggina. Pistelli che la rimanda al mittente. Sempre il capitano Matteo Pistelli in avanti per Tognacca. Tognacca!
tiro di taglio che rimane però un po' centrale, para bene Filippo Poletti, rimane compatto. Pallina verso Spagnuolo, carica il piatto ma è una finta, si va quindi da Cortesi, indietro dall'ultimo uomo Francesco Poletti, il tiro di Poletti, si tuffa a terra Tognacca onde evitare la pallina in direzione viso. Si salva in ogni caso il Sarzana, che ora può eseguire questo contropiede. Matteo Pistelli che non riesce a superare la stecca di Poletti. Eccolo Pistelli che recupera bene la pallina, 2 contro 1, però è troppo lento qui Pistelli nel concludere l'azione. Ripartenza allora del Viareggio, gran tiro. Buona la conclusione di Spagnuolo che però non riesce a superare Petenuzzo. Un altro contropiede, questa volta del Sarzana già terminato. Allora dall'altra parte il Viareggio, Spagnuolo per Poletti. Un po' chiuso Poletti, riesce a trovare Cortesi, si torna dal capitano Poletti. Dietro per Spagnuolo, il tiro di Mattia Spagnuolo, rimane un po' basso, nulla di impegnativo per Petenuzzo. Ora il Sarzana là davanti, Angeletti. Perde palla Angeletti, quindi riparte Poletti. Capitano viareggino non riesce a superare il rispettivo capitano sarzanese, però la pallina ancora del Viareggio. Cortesi schiacciato dai 2 difensori, alla fine riesce a rimandare questa pallina in area pericolosa. Nulla di fatto da questa azione del Viareggio. Eccola un'altra occasione, stavolta di Poletti. Può ripartire il Sarzana, Tognacca, Perroni, Angeletti. Ora pallina verso Tognacca, si fa vedere Angeletti, ecco che riceve pallina. Angeletti! Marcatura a uomo asfissiante del SPV Viareggio che segue la sua marcatura a tutto campo. Qui tenta di sfuggire, di sviare alla marcatura Angeletti con il gioco aereo, la pallina è però alta. Viene chiamato il secondo time out della gara, questa volta dall'Hockey Sarzana. Sostituzione del Sarzana dentro Lavagetti al posto di Perroni e doppia sostituzione per l'SPV Viareggio. Fuori Cortesi e Spagnuolo. Rientra Bicicchi e insieme a lui Biancucci che scende in pista per la prima volta questa sera. Sarzana che ora deve gestire una situazione di vantaggio che però va gestito, perché gli attacchi del Viareggio non sono stati pochi, lo stesso vale per il Sarzana. Però certamente questo non è il ritmo a livello difensivo che vuole mantenere mister Vianna. Per quanto riguarda il gioco del Viareggio sta creando tanto, in realtà non sta concedendo tanti tiri là davanti negli ultimi minuti, ne ha realizzato qualcuno, in realtà non è riuscito però l'SPV Viareggio a trovare il pareggio. Vediamo se riuscirà nei prossimi istanti. Ecco che è partito il Viareggio, un Poletti che lancia Bicicchi, scambio con Cinquini, ora Poletti, grande occasione qua del Viareggio che vede il tiro di Poletti con relativa deviazione di Bicicchi. Si ripartirà dall'ingaggio a 2 dopo che la pallina è terminata sull'esterno della rete. Ingaggio vinto dal Sarzana, ecco che gestisce il contropiede Mirko Tognacca, scambio con Pistelli. Dribbling di Pistelli, ora dentro l'area, tenta l'alza, schiaccia ma non riesce a schiacciare per l'appunto. In ogni caso è ancora il capitano sarzanese con la pallina, scambio con Angeletti che non riesce a trovare il momento giusto per tirare. Pallina persa per il Sarzana. La pallina ora a Biancucci, ma a rubargliela è il rispettivo numero 77 Lavagetti che ora gestisce il contropiede, velocissimo sulla fascia, cede la pallina Tognacca, ora all'indietro per Pistelli, il tiro di Pistelli potente, riesce ad arrivare direttamente in
porta da oltre la metà campo, para però con il guantone destro Filippo Poletti. Tognacca, scambio con Angeletti, Lavagetti, il tiro di piatto di Lavagetti, tiro di piatto che in questa stagione lo ha portato a segnare già 2 reti, l'ultima proprio nella scorsa partita contro il Pumas Viareggio. Un'altra occasione del Sarzano, un altro tiro di taglio di Tognacca che però para bene Poletti. Contropiede ora del Viareggio, Biancucci, scambio con Poletti, ora Cinquini, palla in avanti verso Bicicchi, difficile capire se era più un passaggio o un tiro, in ogni caso Bicicchi raccoglie, esegue anche un bel rovescio da dentro l'area, non riesce però ad essere incisivo. Ancora pallina del Sarzana, Lavagetti, scambio con Pistelli, gioco molto largo qui del Hockey Sarzana che vuole allargare anche la difesa del Viareggio, il tiro di Lavagetti ma che va a concludersi lontano dalla porta. Eccolo di nuovo Lavagetti, scambio con Tognacca, in avanti questa pallina aerea verso Lavagetti, non riesce però a raccogliere bene, ripartenza allora del Viareggio, il tiro di Poletti ben stoppato da Pistelli, contropiede del Sarzana, Angeletti, gran tiro di Angeletti, la potenza c'era tutta, è mancata ancora una volta la precisione. Abbiamo visto tantissime occasioni da entrambe le parti, tantissimi tiri di entrambe le squadre, terminare molto lontani dalla porta, sia in altezza che in larghezza. Gioco ora del Viareggio, Cinquini para con il guantone sinistro Pettenuzzo ma la pallina rimane lì e riesce a sviarla, riesce ad allontanarla Pistelli. Ecco che riparte il gioco offensivo del Sarzana, palla proprio di Pistelli verso Lavagetti, in qualche modo la raccoglie, cede ora a Tognacca, ultimi 5 minuti di gioco. Angeletti, il passaggio di ritorno verso Tognacca, però molto lontano da dove effettivamente era il giocatore. Il gioco offensivo ora è del Viareggio, Bicicchi in avanti verso Poletti, per poco non gli arriva, si mette in mezzo Angeletti. Ecco che riparte il Sarzana, Tognacca dentro l'area, Tognacca cede a Lavagetti che tira al volo, ancora una volta pallina termina alta. Angeletti ora verso Pistelli, il tiro di Pistelli che qui lontano dalla porta, tiro che è anche un po' troppo alto secondo il giudizio di Fontana. Si ripartirà dal possesso viareggino. Poletti che insieme a Cinquini non è mai uscito. Per quanto riguarda il Viareggio, unico che non è mai stato sostituito è Angeletti. Eccolo alla rincorsa di Poletti dentro l'area del Sarzana, Poletti, gran passaggio verso Biancucci che non riesce però a raccogliere la pallina, riesce però a intercettare questo passaggio del Sarzana. Ripartenza del Viareggio, Poletti dentro l'area, Poletti e la respinta di Bicicchi e la rete l'ha messa dentro con un grande istinto offensivo. Mattia Bicicchi, dopo la seconda traversa in questa gara di Capitan Poletti, riesce a trovare la respinta decisiva. Mattia Bicicchi riporta il Viareggio sul parità. Bicicchi che con questa segna la sua seconda rete stagionale. Viareggio che non ha mai smesso di attaccare, non ha mai smesso di realizzare. Alla fine il gol del pareggio è effettivamente arrivato. Mister Viana non può senz'altro essere soddisfatto di questo esito quando mancano 3 minuti e 52 secondi al termine del primo tempo. Anche il Sarzana ha creato tantissimo, tiri però tante volte lontani dalla porta, sia per altezza che per ogni altro aspetto. Siamo intanto nel time out, terzo time out di questo primo tempo. Le squadre che dovranno ragionare sulla mentalità
Mentalità a non mollare, a non smettere di attaccare. Certo che a livello difensivo forse si sta concedendo un po' troppo. In ogni caso cambio per il Viareggio, che fa entrare per la prima volta questa sera Lorenzo Totti, fa rientrare anche Cortesi al posto proprio del realizzatore Picicchi e di Cinquini. Nessun cambio per l'Hockey Sarzana, intanto siamo già ripartiti, ma siamo di nuovo fermi, la pallina che termina sugli spalti in attesa del recupero di questa. Rimangono in pista imperterriti Angeletti e Poletti, gli unici due portieri a parte che non hanno mai lasciato il campo. Ecco che viene recuperata la pallina, si dovrà ripartire dal possesso palla del Sarzana. Sulla pallina Tognacca e Angeletti, su di loro la marcatura di Cortesi e Totti. Ecco che ottiene pallina Angeletti, dietro per Lavagetti, chiama lo schema, chiama il blocco Lavagetti, blocco che in qualche modo riesce, ma si torna da Pistelli che esegue il tiro da lontano, tiro deviato, termina alto sopra la porta. Riparte il Viareggio, Cortesi, ora Biancucci, gran gioco di Biancucci, manda Totti là liberissimo a porta vuota, non riesce a concludere. Può ripartire ora il Sarzana, Pistelli manda questa pallina in mezzo alle gambe di Cortesi, che però non riesce ad arrivare al compagno smarcato. Ultimi 3 minuti di gioco in questo primo tempo, vediamo se il Sarzana riuscirà a ritrovare il vantaggio. Tiro da lontano di Tognacca che però viene ben stoppato da Poletti. Ancora un'altra occasione per il Sarzana. Tognacca scambia con Lavagetti, un passaggio lunghissimo, però arriva bene a destinazione. Angeletti, Tognacca, ultimo uomo rimane Pistelli, marcato assiduamente da Cortesi. Ora il gioco offensivo diventa un 3 contro 3, intanto chiamati dal portiere gli ultimi 5 secondi di gioco, il tiro di rovescio di Lavagetti, un'altra occasione di Tognacca. Alla fine scadono i 45 secondi di offensività del Sarzana, dovrà ripartire il Viareggio. Distanza che viene concessa, riparte l'SPV Viareggio con Poletti, velocissimo Poletti, trova il rovescio ma rispondere il manone di Pettenuzzo. Un'altra occasione però per il Viareggio, Poletti, ancora una volta il guantone sinistro ci mette una pezza, salvo il pareggio da Alex Pettenuzzo, che manda però la pallina altissima, addirittura sopra le luci del palazzetto. Si ripartirà dall'ingaggio a 2 da metà campo, battuto da Tognacca e Biancucci. Ecco che Tognacca si prostra in avanti alla ricerca dell'azione offensiva, però la pallina rimane lì. Ecco che l'azione offensiva arriva, il Sarzana, Pistelli tenta la conclusione con alza e schiaccia, si incarta però il capitano sarzanese, contropiede del Viareggio, Poletti non trova la rete qui, Poletti a metterci una pezza, e ancora una volta Pettenuzzo che con il gambale copre bene. Allora il Sarzana, Angeletti con una mano la fa arrivare a Lavagetti che copre bene la pallina. Ora cessione per Pistelli, Angeletti, si va a vedere là davanti Lavagetti ma i tempi non ci sono per fargli arrivare pallina. Eccolo Lavagetti dentro l'area, Lavagetti non riesce a concludere questa azione, Lorenzo Lavagetti. Allora riparte il Viareggio, ultimi 70 secondi di gioco. Poletti là davanti verso Cortesi, allontanato qui Cortesi dalla difesa del Sarzana. Eccolo l'ultimo cambio probabilmente di questo primo tempo, entra il classe 2009 Andreani per il Sarzana al posto di Angeletti. Tanto il contropiede qui del Viareggio, ben fermato da Tognacca, tutto il Sarzana in attacco in questo momento. Andreani verso Pistelli, Pistelli, bel rovescio, po' centrale, para bene Poletti. Ultimi 30 secondi di gioco. Cortesi
la marcatura di Tognacca, ora che diventa di Pistelli, Cortesi all'indietro per Poletti, scambio con Toti, non riesce qui il giocatore viareggino a superare la difesa sarzanese. Ultimi 10 secondi di gioco, ultimi secondi, buona possibilità per il Sarzana. Tognacca a tiro che va a concludersi direttamente sul difensore. Suona la sirena, termina così il primo tempo qui al Palatori tra Sarzana e SPV Viareggio. Il risultato di questo fine primo tempo è 1-1, una partita tirata combattutissima, i giocatori che si buttano su ogni pallina per trarne un contropiede offensivo, tantissimi tiri in questi primi 25 minuti. Ci rivediamo tra pochissimo per il secondo tempo.
Eccoci ben ricollegati al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per questa infrasettimanale Sarzana Viareggio di A2. Abbiamo visto nel primo tempo un gol per parte, la partita non è stata per niente noiosa, un continuo ribaltamento di fronte, tantissimi tiri, tantissime occasioni per entrambe le squadre. Prima il vantaggio del Sarzana firmato Mirko Tognacca, che trova la sua prima rete stagionale, poi il pareggio dell'SPV Viareggio firmato Mattia Bicicchi, che per l'appunto trova il suo secondo gol stagionale. Siamo sull'1-1. Partita ancora apertissima, ancora 25 minuti di gioco, tutto il secondo tempo. La sirena qui è già suonata, le squadre sono già state richiamate in pista, eccole che si fanno rivedere, che propongono i quintetti che comporranno il secondo tempo. Vediamo che per il Sarzana a riprendere le danze saranno Andreani, Perroni, Lavagetti e Tognacca. In porta Alex Pettenuzzo, che ha concesso veramente poco e niente questa sera. Tante belle parate qui per il portiere sarzanese. SPV Viareggio che vede rischierati Bicicchi, Cortesi, Cinquini e il capitano Poletti, che non ha mai lasciato la pista finora. In porta Filippo Poletti. Porta Filippo Poletti, che ancora non si vede, in realtà manca il portiere. Cancello che era già stato chiuso, ecco che alla fine arriva anche il numero 1 viareggino. A riprendere il gioco sarà il Viareggio sul punto di battuta al centrocampo. C'è già pronto Mirko Tognacca, si attende l'ok di portieri, ecco gli ok, fischio dell'arbitro, si riparte. Velocissimo il Sarzana, subito alla conclusione con Perroni da lontanissimo, conclusione che non trova la porta. In ogni caso il Sarzana che può gestire questo contropiede velocissimo. Lavagetti che vola a terra dentro l'area. Qui è una chiara simulazione per il giudice di gara. Ha fatto un scatto velocissimo Lavagetti sulla fascia, poi riesce ad attraversare tutta l'area con la pallina, vola a terra proprio sul portiere. Una chiara simulazione per l'arbitro. Può ripartire intanto il Viareggio. Cortesi cede per Poletti che trova il tiro, ma il casco di Pettenuzzo impedisce il gol del 2-1. Contropiede ora del Sarzana, pallina lunga verso Andreani, scambio con Perroni. Eccolo Perroni, possibilità per lui, un corridoio davanti a lui, in mezzo per Andreani, cade a terra Andreani, non riesce a concludere ma non riesce a superare Poletti. Era una grandissima occasione per i rossoneri. Ripartenza ora del Viareggio, tiro di Cortesi deviato dalla difesa sarzanese, ben raccolto da Perroni. Eccolo Andrea Perroni con la pallina, scambio con Tognacca, il tiro di Tognacca che va a terminare sulla difesa viareggina. Errore qui del capitano Poletti, ma recupera subito il capitano viareggino Poletti, Francesco Poletti. Gran tiro, para bene Pettenuzzo. Può ripartire il Sarzana. Poletti sicuramente giocatore influente, incisivo nel primo tempo di questa gara. Ha trovato 2 traverse e sul suo tiro sbagliato trova il gol dell'1-1 il Sarzana. Intanto qua l'occasione del Sarzana che non va a buon fine, questa di Andreani. Ora con la pallina Cinquini, scambio con Cortesi, ora Poletti, tiro di Poletti lontano dalla porta. Tiri un po' più incentrati sul tentativo di rimpallo piuttosto che essere direzionati direttamente in porta. In ogni caso non ha funzionato l'ultimo tentativo del Viareggio. Con la pallina ora il Sarzana, c'è Perroni, si fa vedere là in mezzo Andreani. Perroni, buono il dribbling di Andrea Perroni che trova anche il tiro, un bel rovescio, pallina che rimane però raso terra.
Ora Jonas Cinquini, supera bene Lavagetti. Cinquini ora all'indietro verso Cortesi. Tiro di Cortesi molto morbido, cerca della deviazione dentro l'area che però non arriva nonostante i due attaccanti che stavano davanti a Pettenuzzo. In ogni caso il contropiede del Sardana. Tognacca! Tiro potente qui di Tognacca, non trova però quell'angolino che probabilmente cercava. Con il Viareggio ora il possesso palla. Cortesi dietro per Bicicchi, da ultimo uomo deve gestire. Finta il tiro e cede a Poletti. Davanti ai due difensori, Poletti riesce a mantenere palla e cede a Cortesi che trova il tiro. Buono questo tiro da lontano di Cortesi. Ben parato, un'altra occasione per il Viareggio. Cinquini non trova i tempi giusti, allora il Sardana dall'altra parte. Tognacca che non riesce a superare Poletti, ma un'altra occasione per il Sardana. Andreani che trova il tiro, ma mentre stava cadendo riesce a far arrivare questa pallina verso la porta a Viareggina, ma ci mette il guantone, il manone destro Filippo Poletti. In ogni caso scadono i 5 secondi per il Viareggio, può ripartire il Sardana. Tognacca non riesce a far arrivare questa pallina là dietro. Tiro di Bicicchi, ostruito dalla difesa sardanese. Lavagetti, che tiro potente, un po' troppo alto sopra la porta. Va a terminarsi questa pallina nell'esterno dell'area. Chiamato quindi l'ingaggio a 2. Chiamato anche il cambio di Mister Vianna. Intanto là davanti si gioca. È il duello tra Bicicchi e Perroni, vinto dal Viareggino. In ogni caso c'è il cambio del Sardana, fuori Tognacca, al suo posto rientra Lorenzo Lavagetti. Con la pallina ora Poletti. Avanti per Bicicchi. Ad infastidirlo c'è Andreani, ben recuperata la pallina dal Sardana. Andreani, sempre lui con la pallina, scambio con Lavagetti mentre si mette in mezzo il classe 2009. La pallina va da Perroni, in avanti per Angeletti. Duello nell'angolo tra Angeletti e Cinquini. E ancora il sardanese con la pallina, ora scambio con Lavagetti, il taglio di Perroni. Lavagetti che manda questa pallina in avanti verso Angeletti. Il raddoppio di marcatura su Angeletti, recupera bene la palla il Viareggio, ma Poletti non riesce a superare Perroni, quindi contropiede del Sardana. Perroni, dentro l'area Perroni. Questo passaggio a tagliare tutta l'area verso Angeletti, non riesce però ad arrivare al compagno di squadra. Allora ripartenza del Viareggio, già terminato il possesso palla Viareggino perché recupera Angeletti. Dietro per Lavagetti, Perroni, Andreani. Gran duello molto fisico tra Andreani e Cinquini, si mette in mezzo anche Poletti, ma il sardanese riesce a mantenere palla fino all'ultimo. Alla fine Cinquini fa ripartire il Viareggio. Cortesi, gran tiro, gran rovescio di Cortesi qui ad ostruirlo anche la scivolata di Lavagetti, non è però abbastanza. In ogni caso il tiro va a concludersi nell'angolo della pista. Riparte con calma il Sardana, con Perroni che scambia con Angeletti. Tanto si fanno vedere là davanti Andreani e Lavagetti. Eccolo Andreani che raccoglie il suggerimento. Perroni davanti per Angeletti. Buon possesso di Angeletti, il tiro buono questo tentativo di Angeletti, para però bene Poletti. Un altro tentativo del Sardana, questa volta Lavagetti. Il tiro era bello potente ma molto lontano, difficile segnare da quella posizione. In ogni caso del possesso palla ancora sardanese. Angeletti non riesce però a superare Cortesi, eccolo con la palla Cortesi che esegue il tiro, un'altra respinta questa volta di Bicicchi, non trova la rete come nell'occasione del primo tempo. Tanto qua il gioco aereo del Sardana, lanciata in avanti la pallina da Perroni, non riesce a colpire al volo Andreani. Tanto ecco che vediamo il secondo fallo di squadra in questa gara. Siamo solo a 2 falli di squadra in 32 minuti di gioco complessivi, relativamente pochi si potrebbe dire. Secondo fallo di squadra commesso dal Sardana. Tanto qua il tiro di Poletti con una deviazione anche pericolosa, non riesce però a trovare la rete il Viareggio.
Dall'altra parte c'è la lotta per il possesso della pallina vinta dai viareggini. Riparte appunto l'SPV con Bicicchi all'indietro per Cinquini, scambio con Cortesi, velocissimo Cortesi, il cambio di direzione e poi il tiro. Non riesce però a superare Pettenuzzo. Vediamo se i sarzanesi riescono a raccogliere la pallina. Andreani e Lavagetti contro Cinquini riesce però il viareggino a mantenere il possesso palla. Sarà quindi ingaggio a 2. Ingaggio a 2 raccolto da Lavagetti. È il Sarzana ora a gestire il possesso palla. Angeletti verso Andreani, ora la pallina ce l'ha Perroni, in mezzo per Andreani, grandissimo passaggio di Perroni verso Carlo Andreani, non riesce però a trovare la porta in questa esecuzione. Ora il tiro del Viareggio da tutt'altra parte, tiro eseguito da Poletti, non riesce però a trovare la porta. La pallina ora a Bicicchi, un'altra conclusione di Bicicchi, para con il pattino qui Pettenuzzo. Buon passaggio, buon tentativo qui del Sarzana, non riesce però a far arrivare la pallina ad Andreani. Gioco che rallenta, sarebbe bisogno di un po' di fiato probabilmente. Poletti, difesa chiusa a zona, quella del Sarzana. Il tiro di Poletti, abbiamo visto bene tutta la traiettoria, veramente un bel tiro, per poco non sfiora il secondo palo. Ancora una volta il capitano del Viareggio, Poletti, stavolta trova la porta ma copre bene Pettenuzzo. Può ripartire il Sarzana. Perroni, Andreani, non riesce qui Giampiero Andreani a superare Poletti. Poletti, un'altra conclusione del Viareggio ma un po' troppo alta sopra la porta. Tanto per il Sarzana rientra Tognacca al posto di Lavagetti. Eccolo Tognacca che riesce, mi correggo, è entrato Vanello al posto di Lavagetti con il numero 9 sulla maglia. Ora a lottare per la pallina Andreani e Cortesi, duello che dura parecchio. Alla fine l'arbitro fischia il fallo di squadra su Andreani, primo fallo di squadra commesso dal Viareggio. Si ripartirà da questo fallo dopo il primo time out di questa gara, di questo secondo tempo meglio. Secondo tempo chiamato dal Viareggio. Mister Martinez richiama i suoi alla panchina dopo quest'ultimo bombardamento del Sarzana. Creato decisamente di più negli ultimi istanti il Sarzana. Sì, tanti tiri sempre del Viareggio, ma belle azioni, ben costruite dal Sarzana. Da rivedere sicuramente quel gran passaggio di Perroni che manda Andreani da solo contro il portiere. Non riesce però il classe 2009 sarzanese a superare il portiere. Siamo ancora sull'1-1 dopo questi 10 minuti di gioco di secondo tempo. È stata già suonata la sirena, squadra richiamata in pista. Nessun cambio per la formazione sarzanese, c'è invece il cambio per il Viareggio. Fuori Bicicchi, al suo posto rientra in pista Spagnuolo. Riparte allora il Sarzana. La palla indietro per Angeletti, il tiro di Angeletti, potente. Tenta il rimpallo qui Andreani, la lotta di nuovo con Cortesi. Si trovano sempre questi due a lottare per il possesso palla. C'è il cambio dopo il time out anche per il Sarzana, entra Pistelli al posto di Perroni. A tenere la pallina là davanti Angeletti, che la manda in mezzo verso Vanello. Non riesce però il dribbling di Vanello su capitano Poletti. In ogni caso continua l'inseguimento, si aggiunge anche Andreani per rubar pallina, ma tiene bene Francesco Poletti. Scambio con Cortesi che non riesce a superare la difesa sarzanese. Allora ripartenza dei rossoneri. Pistelli fa vedere là in mezzo intanto Angeletti. Ora Andreani, questa palla è per lui.
Andreani la raccoglie da dietro porta, tenta l'alza e schiaccia, ma non riesce neanche a farlo partire, che si mette in mezzo alla stecca il portiere viareggino. Può ripartire allora l'SPV Viareggio con Cinquini. Cinquini che scambia con Cortesi, Viareggio che ottiene il terzo fallo di squadra di questa gara. A gestire ora la pallina Matteo Pistelli, su lui la pressante marcatura di Spagnuolo. Palla in avanti verso Andreani. Di nuovo la lotta tra Andreani e Cortesi. Sembra averla vinta Andreani. Palla in mezzo per Angeletti che tira al volo. Bella questa occasione del Sarzana. Non trova però il gol Lorenzo Angeletti, però riesce a mantenere il possesso palla. Ancora lui, ancora Angeletti. Con una mano mantiene il possesso, ma si mette in mezzo anche Spagnuolo. Scambio con Pistelli. Andreani. Gran giocata di Andreani, che si manda la pallina avanti con una mano, ci mette una stecca il portiere per fermare l'azione. Alla fine riesce a recuperare palla il Viareggio. Spagnuolo tenta il passaggio in mezzo, eccolo che arriva per Poletti, la gran parata in tuffo con il casco di Pettenuzzo. Può ripartire il Sarzana. Angeletti era solo là davanti, Lorenzo Angeletti. Pallina indietro per Pistelli, il tiro di Pistelli non riesce, qui la respinta di Andreani, non arriva in tempo il giocatore sarzanese. Vanello dentro l'area, Vanello! Che tiro, più che il tiro l'azione di Carlo Vanello in mezzo a tre giocatori, riesce ad arrivare al tiro. Peccato per la conclusione, non riesce ad essere efficace. Ora il contropiede del Viareggio, Spagnuolo dentro l'area, Spagnuolo non riesce a superare il difensore Mattia Spagnuolo. Ora il contropiede del Sarzana, Angeletti in avanti per Andreani che non riesce a mantenere il possesso palla. Ripartenza allora del Viareggio, Poletti in mezzo per Cortesi che da solo contro il portiere trova l'ottima conclusione a rispondervi ancora più ottima parata di Alex Pettenuzzo. Tiene vivo il Sarzana. Sarzana che esegue un'altra sostituzione, fuori Andreani, al suo posto rientra Mirko Tognacca. Sostituzione anche per l'SPV Viareggio, per la prima volta questa sera fuori il capitano. Al suo posto rientra Riccardo Biancucci. Si ripartirà da questa pallina per l'SPV Viareggio dopo che verrà sistemata la condizione della pista lì nelle aree più vicine a Pettenuzzo. Approfittato il portiere anche per sistemarsi il casco. Gran prestazione questa sera di Alex Pettenuzzo, che sta tenendo vivo il Sarzana nonostante le tantissime conclusioni del Viareggio. Lo stesso si può dire certamente per Filippo Poletti, ha ricevuto davvero tanti tiri. Ecco che siamo ripartiti. Con la pallina c'è Cinquini dietro la porta del Sarzana. Poche opportunità là davanti, si torna indietro allora da Cortesi. Il tiro di Cortesi prende in pieno il pattino di Tognacca, nulla di fatto per questa azione del Viareggio. Allora si riparte con l'offensività del Sarzana. Angeletti, scambio con Tognacca, ora Vanello, Tognacca, blocco di Angeletti che ora riceve pallina, sbaglia la giocata Lorenzo Angeletti, concede il contropiede del Viareggio, ben bloccato direttamente da Pettenuzzo, ci mette la gamba in mezzo e fa ripartire il Sarzana. Il tiro potente di Pistelli che va a concludersi però lontano dalla porta. Può ripartire allora il Viareggio. Spagnuolo conduce il contropiede, Spagnuolo dentro l'area del Sarzana, Spagnuolo vola a terra dentro l'area, ma è tutto regolare secondo il giudice di gara. Sbaglia il passaggio in avanti Matteo Pistelli. Può ripartire allora il Viareggio con Cortesi al dietro per Cinquini che tira direttamente, ma trova ancora una volta il guantone di Pettenuzzo. Spagnuolo, un'altra occasione per il Viareggio, ma un altro nulla di fatto. Questa volta la pallina finisce alta fuori dalla pista. Potrà ripartire allora il Sarzana. Sulla pallina Tognacca e Pistelli.
Ci vorrà un attimo però per riprendere il gioco. Intanto c'è anche la sostituzione fuori Spagnuolo. Al suo posto rientra il capitano Poletti. Durata poco la pausa per il capitano Viareggino. In ogni caso siamo ad attendere che le condizioni del casco del portiere Viareggino siano al top per riprendere il gioco. Sulla pallina ci sono Tognacca e Pistelli. Ancora una volta il gioco Viareggino è il gioco difensivo. Viareggino è spezzato a metà, 2 completamente in avanti, 2 indietro. Ecco che abbiamo ripreso il gioco. Angeletti, sta palla in avanti direttamente in porta, in realtà verso Tognacca, non riesce. In ogni caso ancora Angeletti, dentro l'area Angeletti, l'ha messa dentro Lorenzo Angeletti. Qui sembrava molto imbambolata, c'è da dire, la difesa viareggina, che ha regalato un sacco di spazio dentro l'area e la mette dentro allora con il numero 24 Lorenzo Angeletti, che trova la prima rete stagionale. 2-1 quindi per il Sarzana. Onore rossoneri a gestire pallina. Angeletti, alza e schiaccia di Angeletti, tentativo di doppietta, grande idea qui. Alza e schiaccia che però viene ben parato da Poletti. Se la pallina ora al Viareggio. Francesco Poletti dietro per Cortesi. Poletti, ancora Cortesi. Passaggio di ritorno dal capitano che la manda in avanti, la respinta di Cortesi, scusate, di Biancucci. Proprio lui con la pallina ora dietro verso Cortesi, che ha difficoltà a stoppare questo suggerimento. Si riparte dal Sarzana. Angeletti che la manda in mezzo, ma Sarzana deve aspettare il fischio dell'arbitro per riprendere il gioco. Ecco Vanello, mi correggo, Angeletti sulla pallina. Tentativo del Sarzana che però non riesce. Dovrà comunque ribattere l'Hockey Sarzana da questa posizione davvero interessante. Angeletti e Tognacca sul punto di battuta. Fischio dell'arbitro nonostante la barriera non fosse così lontana. In ogni caso il possesso palla ora del Sarzana. Angeletti mezzo alle gambe per cambiare la direzione. Ora Vanello, scambio con Tognacca, si fa vedere da ultimo uomo Pistelli come ultima risorsa offensiva in questo frangente. La conclusione di Tognacca con questo tiro molto morbido. Para bene Poletti, allora può ripartire il Viareggio. Francesco Poletti, scambio con Cortesi, si fa vedere di nuovo il capitano che riceve palla. Lo scatto del capitano, su di lui Angeletti, alla fine riesce ad arrivare al tiro Francesco Poletti, ma il tiro è direzionato fuori dalla porta. Allora ripartenza del Sarzana. Tognacca, cambio di direzione, ma Poletti recupera subito, contropiede del Viareggio, velocissimo Poletti! 2-2, grandissima rete di Francesco Poletti, riporta il Viareggio in parità. Grave errore difensivo qua del Sarzana, che regala un'opportunità d'oro a capitano Viareggino, che realizza la sua quarta rete stagionale. Lo stava aspettando da tutta la sera, ha trovato ben 2 pali, alla fine riesce a trovare il gol. Si torna in parità a 8 minuti e 50 secondi dal termine. Sarzana con la pallina non riesce però a concludere l'azione, perde palla proprio Matteo Pistelli. Allora contropiede del Viareggio, c'è Cortesi, il duello con Tognacca, ma un contropiede velocissimo del Viareggio gestito da Biancucci, la manda però alta sopra la porta. Nulla di fatto per il Viareggio in questa occasione. Tanto c'è la doppia sostituzione per il Sarzana, fuori Vanello e Pistelli. Al loro posto rientrano Perroni e Lavaggetti. Tiro del Viareggio qui, tiro di Poletti, va a terminare lontano dalla porta. Contropiede allora del Sarzana. Lavaggetti, scambio con Tognacca. Mirko Tognacca, il tiro alla rete fantastica di Mirko Tognacca, doppietta del classe 2005 che riporta in vantaggio l'Hockey Sarzana.
Gran rovescio caricato tantissimo, spiazza il portiere buttando la pallina sul secondo palo. Ripeto, seconda rete per lui in questa stagione. Stesso vale per questa sera, seconda rete per lui. Siamo sul 3-2. Ancora una volta un vantaggio che il Sarzana deve gestire. Contropiede ora del Sarzana, Angeletti. Poche opportunità là davanti, costretto ad arretrare Angeletti, scambio con Lavagetti, tanto taglia Perroni, Lavagetti interrotto da Cinquini, allora il contropiede del Viareggio, un 3 contro 3, Cortesi trova il tiro, ma ci mette in mezzo il guantone Pettenuzzo. Contropiede del Sarzana, termina con questa pallina un po' troppo alta, la raccoglie Francesco Poletti. Su di lui la marcatura di Perroni. Poletti! Il tiro di Poletti che dalla balaustra rimbalza quasi all'esterno della rete. In ogni caso è ancora in gioco la pallina. Cortesi! Un'altra occasione per il Viareggio, ma ora era ripartito il Sarzana, ma ha già recuperato l'SPV Viareggio. Cinquini con il pattino, la allontana Pettenuzzo. È stato il duello tra Tognacca e Cinquini. Pallina arriva a Lavagetti, pressato da Poletti. Lavagetti stoppato da Cinquini. Può ripartire il Viareggio. Cortesi scambia con Biancucci. Biancucci velocissimo, arriva fino a dentro l'area, ma ci mette in mezzo la stecca Lavagetti. Ripartenza del Sarzana, come non detto, già terminata, già recuperata la pallina da Poletti. Scambio con Cinquini. Il tiro di Cinquini sul primo palo. Si salva ancora una volta il Sarzana. Palla in avanti proprio del Sarzana che vede Angeletti lanciare il cross verso Perroni. Non riesce però, classe 97, a tirare in porta. In ogni caso è fischio dell'arbitro per trattenuta. Fallo di squadra del Sarzana, numero 4. È chiamato anche il secondo time out. Secondo time out che vede il doppio cambio del Viareggio. Rientrano Bicicchi e Toti. Sarzana che per la terza volta deve gestire il difficile vantaggio di una rete. SPV Viareggio che per l'appunto per la terza volta deve giocare, è costretto a rincorrere. Entrambe le squadre stanno mantenendo ritmi estremamente alti, c'è da dire. Stanno concedendo quel qualcosa in più entrambe le squadre indietro per arrivare al doppio vantaggio per il Sarzana e al gol del pareggio per il Viareggio. Ecco già battuta la punizione da Bicicchi che cede a Poletti. Tiro di Poletti! Rallentato dalla stecca del difensore sarzanese, la pallina è ancora del Viareggio in ogni caso. Bicicchi tira sui pattini di Perroni, Sarzana che può ripartire, Angeletti trova il tiro, pallina però deviata dal difensore, si ripartirà dal possesso palla sarzanese. Sulla pallina andranno evidentemente il Lavagetti e Angeletti, ecco già battuto. Si arrabbia l'arbitro, bisogna attendere il suo fischio per riprendere il gioco. Ecco che si riparte, il fischio del giudice di gara. Lavagetti che per Angeletti non riesce però il numero 24 a mantenere possesso palla. Può ripartire allora il Viareggio con Cinquini. Con Bicicchi, Poletti, velocissimo Poletti, ancora lui dentro l'area del Sarzana, ma stoppa tutto Pettenuzzo. Ripartenza allora del Sarzana, Angeletti è libero, Tognacca, il tiro di Angeletti, pallina che termina altissima, viene raccolta da Tognacca, tanto spazio ora per Perroni che tira, bel tiro, para bene però Poletti. Un'altra opportunità per il Sarzana ora, Angeletti, infastidito da Poletti,
lo insegue in tutta la pista. Alla fine Angeletti non riesce a mantenere il possesso palla. Poletti con la pallina, intercettato qui da Tognacca, fa ripartire il Sardana. Meno di 5 minuti al termine, siamo sempre sul 3-2, vantaggio per il Sardana. Lavagetti, scambio con Angeletti, Angeletti non riesce a trovare quel guizzo finale lì dentro l'area. Il pallino ancora del Sardana, Lavagetti, bel tiro qui del classe 2007, non riesce però a superare ancora una volta Poletti. Possesso palla in ogni caso è ancora sardanese. Lavagetti per Perroni, ora Tognacca, terza rete questa sera per Mirko Tognacca, che porta il Sardana al doppio vantaggio. Siamo sul 4-2 a 4 minuti al termine della gara. Un'azione velocissima lanciata dal passaggio lunghissimo di Lavagetti, che trova Perroni in ottima posizione. Perroni che a sua volta scarica su Tognacca e trova la tripletta personale. Una giornata perfetta quella di Tognacca. Tognacca che proprio ora viene sostituito, al suo posto rientra Andreani. Sostituzioni anche per il Viareggio, escono Poletti e Cinquini. Ecco Bicicchi con la pallina, il tiro di Bicicchi ha ben deviato e pallina raccolta dal Sardana. Lavagetti in avanti per Perroni, ma i due non si intendono bene. Contropiede del Viareggio, eccolo il neo entrato Tomei, che trova subito il tiro in porta ma non riesce a superare Pettenuzzo. Qui Andreani come lotta contro due giocatori del Viareggio. Alla fine il Viareggio trova anche il tiro in porta ma para Pettenuzzo. Contropiede ora del Sardana, Lavagetti cede a Tognacca ma il movimento è un po' lento, infastidito dal Viareggio, ma il Sardana ha ancora il possesso palla. Ultimi 3 minuti di gioco. Tognacca ora in avanti per Andreani, Tognacca al volo per Lavagetti. Bellissimo il dribbling di Lavagetti, è velocissimo, poche possibilità là davanti. Si torna indietro da Tognacca, si rende libero qui invece Perroni. Palla in avanti però per Andreani, scambio con Tognacca. La difesa del Viareggio in questo momento non deve concedere nient'altro. Palla aerea in mezzo per Andreani che trova il tiro, un altro rimbalzo, stavolta di Tognacca, dritto sul gambale di Poletti. Non riesce questa occasione del Sardana, può ripartire allora il Viareggio. Palla in avanti per Tomei che non trova il compagno libero, allora riparte bene il Sardana. Sbaglia qui il passaggio Tognacca, gran giocata offensiva qua di Lorenzo Totti che in alta schiaccia dribbla bene Perroni, poi il tiro al volo di prima intenzione, non riesce però a sorprendere Pettenuzzo. Ripartenza ora aggressiva del Sardana, Perroni al limite dell'area, Perroni, buono il tiro dopo la giravolta che vede un bel rovescio di Andrea Perroni, esecuzione che rimane però abbastanza centrale. Sostituzione ora del Sardana, di nuovo fuori Mirko Tognacca, al suo posto entra Pistelli. Qui ingaggia due, ben battuto dal Sardana che ottiene anche il fallo. La posizione è davvero interessante sulla pallina Andreani e Perroni. Eccolo Perroni col possesso palla dietro la porta Viareggina. Recupera palla il Viareggio, c'è Bicicchi a gestire il contropiede. Cambio con Tomei. Tomei là davanti verso il compagno libero, non riesce però Totti a concludere. Ora Cortesi, il tiro di Cortesi e la pallina finisce dentro. Grazie alla deviazione sbuccia questa pallina sotto a Pettenuzzo. Arriva dunque la terza rete del Viareggio, la doppietta di Bicicchi, si porta a 3 reti stagionali, solo un gol di margine ora tra le due squadre quando manca 1 minuto e 20 al termine. Sulla pallina c'è Lavagetti,
Lavagetti, un sacco di spazio Lavagetti, che tiro potente, però rimane basso questo, nulla di difficile da parare per Poletti, con la pallina però c'è ancora Lavagetti qua, ha atterrato Lavagetti, chiaramente la stecca sul pattino, però tutto regolare per l'arbitro. Il Viareggio là davanti ora con Bicicchi, Bicicchi non riesce a trovare però il tocco giusto, qui schiantato contro la balaustra Lavagetti da Bicicchi e l'arbitro non ha dubbi, forse a rifarsi dell'occasione di prima in cui è stato chiaramente agganciato Alessio Lavagetti. Arriva il cartellino blu per il viareggino Mattia Bicicchi. Viareggio dunque ridotto a un uomo in meno fino al termine della gara, a meno che il Sarzana non realizzi questa punizione di prima. Su questa si propone evidentemente Lavagetti per sbloccarsi questa sera e per arrivare al terzo gol stagionale, realizzato su punizione di prima già una volta in questa stagione. Eccolo Lavagetti e la rete fantastica di Alessio Lavagetti, un passo e tiro fantastico, pulitissimo il piatto di Lavagetti, che per l'appunto si porta la terza rete stagionale, si porta questa sera sul 5-3. Viareggio che schiera invece il quinto uomo di movimento quando mancano 50 secondi al termine. Eccolo il quinto uomo, Spagnuolo, tiro potente che però trova il guantone di Pettenuzzo. Ora 40 secondi con la porta vuota del Viareggio, Viareggio che recupera pallina, Poletti, 30 secondi, cambio con Cortesi, ora Spagnuolo, Spagnuolo realizza questo tiro ma che è lontano dalla porta. Ultimi 20 secondi, Spagnuolo per Cortesi, pallina recuperata da Pistelli che buttato a terra ottiene il fallo di squadra quando mancano 14 secondi al termine. Sulla pallina Andreani, scambia con Pistelli, ora Andreani là davanti non riesce a tirare a porta vuota. Ultimi secondi di gioco, siamo sull'angolo, pallina recuperata dal Viareggio ma suona la sirena e termina così la gara, termina 5-3, neanche farla apposta il risultato al contrario della gara di andata, terminò 5-3 Viareggio, termina 5-3 però per il Sarzana qui al Palasport Giuliano Tori. È stata una partita estremamente intensa, alla fine a spuntarla è il Sarzana che ottiene i suoi primi 3 punti stagionali, portandosi alla pari in classifica con il Prato che deve ancora giocare. In ogni caso ciò che conta è che la formazione di Vianna riesce finalmente a sbloccarsi e a ottenere quei famigerati 3 punti che per il morale della squadra sono fondamentali. Risultato possiamo dire meritato per il Sarzana che ha attaccato tutta la partita. Ottima la prestazione anche dei ragazzi di mister Martini. Ciò che conta è il risultato finale, però ripeto 5-3 qui al Palasport Giuliano Tori. Qui da Sarzana è tutto, un saluto e un ringraziamento da Lorenzo Venè. Alla prossima, buona serata a tutti.